entrato per caso e poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva attorno. Giovanni Falcone. Ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare, di agire come uomini liberi e consapevoli, che ribadiscono e sollecitano di diventare i protagonisti nella salvaguardia della comunità in cui vivono. Antonino Caponnetto. Sì, sì. Il primo ricordo che ho della mafia è un collage. Palermo, estate del 92. Avevo 4 anni. Mio fratello, con una forbice, non smetteva di ritagliare fogli di giornale. Gli chiesi: perché fai a pezzi il giornale? Non mi guardò, ma rispose veloce: perché hanno fatto a pezzi delle persone e stanno facendo a pezzi l'Italia. C'è una speranza, è negli uomini e nelle donne, con il coraggio di gridare e di puntare il dito, è nei bambini che sorprendono, come quelli dello Zen, che ancora, dopo mesi, continuano a innaffiare delle piantine di fiori colorati che qualcuno, con amore, ha piantato in un'aiuola. I bambini sono semi, proteggiamoli. Quando nasci in certi luoghi senti la mafia ovunque, fino a sospettare di averla in casa. Crescendo senti le minacce, le sgommate, gli spari, le bombe. Poi senti le lacrime di coccodrillo, il silenzio, l'ipocrisia, i compromessi, fino ad accorgerti che la mafia è dentro il tuo comune. La casa di tutti i cittadini è diventata solo di alcuni. Finisci in ospedale e lì incontri la mafia. Vai al cimitero e anche lì ritrovi la mafia che non ti permette di morire in pace. Senza la mafia, gli appalti del nostro comune, del nostro paese, potrebbero finire ad aziende oneste. Senza mafia, i bambini potrebbero giocare in un parco senza ammalarsi. Senza mafia potremmo mangiare cibi sani. Senza mafia potremmo avere un territorio pulito. Senza mafia i nostri sacrifici, quelli dei nostri genitori, avrebbero senso. Oggi ci sono persone accanto a noi che vivono senza il bisogno della mafia, persone che tramite la loro onestà non si sono piegate alla prepotenza della mafia, e non posso che dire loro grazie. Io vivo a Capaci e mentre voi tutti dite: ah, Capaci, la strage di Capaci, Falcone, la moglie e la scorta tutta, io penso alla processione col prete e le forze dell'ordine che ogni anno percorrono le strade del paese, e i VIP istituzionali che invece vengono a fare la passerella per porre la corona di alloro sotto la stele. Poi il giorno dopo è tutto come prima. Il mio messaggio è: riscattiamoci per non dimenticare. Pretendiamo di avere uno Stato